Chi delinque deve rimanere in carcere e scontare tutta la pena e non essere liberato perché non c'è più spazio. Con questo concetto, oggi la Lega ha protestato davanti al carcere di Santabona, uno dei presidi che il Carroccio ha organizzato in tutta Italia. La pioggia battente non ha fermato i partecipanti, contrari ai provvedimenti previsti dal ministro Cancellieri, che per il carcere trevigiano potrebbe significare qualche decina di uscite anticipate rispetto alle pene inflitte. Non possiamo accettare in un paese civile che coloro che hanno contribuito a rendere grande questo grande territorio oggi siano ostaggi di questi criminali che una volta presi poi vengono anche liberati. La nostra preoccupazione è che con questa accozzaglia che c'è al governo tutto passi in secondo piano, ci siano solo i problemi della Cage come che fosse la Madonna Nera. Per i manifestanti, la soluzione per diminuire il numero di detenuti per cella senza investire in nuove strutture è un'altra. Gli extracomunitari, che sono oltre il 65% dei residenti nelle carceri, siano rispediti a scontare la pena nelle proprie nazioni di appartenenza e non a costo della collettività. Chi fa dei crimini, chi è un criminale, la pena se la deve scontare a casa sua.